Ecco, un momento difficile per le famiglie agrigentine ma anche siciliane dovute a questo aumento esasperato della luce e del gas. Ecco, sono problematiche importanti. Che consigli dare, insomma, a chi si trova in difficoltà, che si vede recapitare magari una bolletta il triplo, il quadruplo rispetto a quella precedente fatta, alle famiglie che tra l'altro si trovano appunto in grossa difficoltà? I vostri consigli? Allora, l'unica cosa che ci sentiamo di consigliare per quanto riguarda gli aumenti di luce e gas è intanto verificare esattamente se si tratta di consumi reali o di consumi stimati. Questa è una cosa importante. Questo lo si può vedere ovviamente dalla bolletta, nelle fatture ci sono le singole voci di costo che ovviamente ti danno le giuste indicazioni per capire se si tratta ovviamente di consumi reali o stimati. Vale tanto per la luce quanto per il gas. Gli aumenti ci sono, ovviamente noi non possiamo incidere sull'aumento esponenziale che c'è stato, possiamo solo verificare la congruità dei costi rispetto ai consumi. Quindi chiunque ha un dubbio ovviamente deve poter avere le giuste spiegazioni, rivolgendosi anche alle associazioni dei consumatori, che in questo la mia e le altre associazioni con le quali facciamo cartello, quindi Adiconsum, è a disposizione dei cittadini per qualsiasi chiarimento, prima ovviamente di pagare, perché ci possono essere degli errori, gli errori vanno corretti. Abbiamo a disposizione un canale privilegiato che è proprio tipico delle associazioni, che compete alle associazioni dei consumatori, quello di poter eventualmente conciliare, di fare le conciliazioni ADR, di fare le mediazioni con l'ARERA e quindi di dare un ulteriore ovviamente strumento ai cittadini, ai consumatori, alle famiglie per potersi difendere nel caso appunto in cui ci sono degli errori, e quindi questi errori possono essere facilmente rettificati in via extragiudiziale senza fare spendere ovviamente un soldo alle famiglie. Si parla di rateizzazioni, ecco, è una norma che è già entrata in vigore o ancora è in fase di discussione? No, assolutamente sì, la possibilità di rateizzare una fattura sia per quanto riguarda la luce sia per quanto riguarda il gas è una, diciamo, tra virgolette regola. È possibile chiedere una rateazione e diciamo che spesso e volentieri le aziende hanno una disponibilità e un'apertura nei confronti di coloro i quali hanno un disagio economico, vivono un momento di disagio economico. Quindi sgombro il campo dal fatto che non si può rateizzare una fattura, non è assolutamente vero, le fatture possono essere rateizzate, basta chiederlo, basta fare una richiesta ovviamente per iscritto, e se si ha la possibilità anche di avere un ISEE, dimostrando di avere un ISEE, ovviamente diciamo che c'è una elasticità maggiore, un'attenzione maggiore nei confronti delle famiglie.